Benvenuti, oggi è lunedì 20 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 17:09. La luna si leva alle 23:45 e cala alle 10:30. Oggi si celebra San Sebastiano. Il nome Sebastiano deriva dal greco e significa degno di venerazione e di rispetto. Oggi, lunedì 20 gennaio, è il Blue Monday. Letteralmente traducibile con lunedì blu, viene definito come il giorno più triste dell'anno. La tradizione, se così possiamo definirla, risale al 2005. Il tutto nasce da una ricerca di Cliff Arnall, all'epoca psicologo e tutor presso l'Università di Cardiff, a supporto delle compagnie di viaggio. L'idea dietro la sua tesi è che le persone tendono a prenotare la loro prossima vacanza nei momenti di tristezza più profonda. A questo si aggiungono altri fattori come la fine delle festività natalizie e il conseguente rientro al lavoro e quel bisogno innato di voler cambiare le cose. Il tutto viene condensato in una formula matematica e si ricava così il giorno più triste dell'anno. Ma non fatevi influenzare, lo stesso creatore ha preso le distanze da questa giornata e questo evento resta un'occasione per fare marketing. Un caloroso augurio a Evan Peters, che oggi spegne 38 candeline. L'attore americano ha iniziato la sua carriera in TV, partecipando a serie come Phil dal futuro e One Tree Hill. Ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo di Quicksilver nel film della saga X-Men. Nel 2023 ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione di Jeffrey Dahmer nella serie Netflix. E infine auguri a Omar Sy, che festeggia 47 anni. Il comico e attore francese ha ottenuto il successo internazionale con il film Quasi Amici, per il quale ha vinto il premio César per il miglior attore nel 2012. Da allora ha recitato in film americani come X-Men, Giorni di un futuro passato e Jurassic World. Nel 2021 è diventato il protagonista della serie Netflix Lupin, ispirata al personaggio letterario di Arsenio Lupin. Il 20 gennaio del 1752 iniziano i lavori alla Reggia di Caserta, simbolo di Napoli e dal 1997 patrimonio dell'umanità. Dopo aver unito i regni di Napoli e Sicilia, Carlo di Borbone vuole una residenza degna di competere con Versailles. Del progetto è incaricato l'architetto Luigi Vanvitelli, ma passa un secolo prima che venga portata a termine nel 1845. La reggia è stata utilizzata come set per i primi 2 episodi di Star Wars e per Mission Impossible 3. Oggi parliamo di serrature. Ne esistono di varie tipologie, alcune costituite da dei cilindri dove inserire una chiave, altre da tastiere con un codice numerico ed altre ancora da sistemi che riconoscono delle particolari caratteristiche fisiche di chi sta provando ad accedere. E quindi penserete, ma cosa c'entra la fisica? La fisica sta alla base di tutti quei dispositivi che si occupano di identificare e memorizzare impronte digitali, iride dell'occhio o immagini del volto, effettuando una scansione ed utilizzando una banca dati per contenere tutte le informazioni necessarie per autorizzare ad accedere e ad aprire la serratura. I dati biometrici di riferimento vengono trasformati in un codice binario, cioè il linguaggio utilizzato dai computer, e confrontati di volta in volta con la nuova scansione effettuata dal dispositivo. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi il Sole è già in Acquario e la Luna dalla Bilancia formano trigoni d'aria spettacolari. Andiamo a vedere cosa succede nello zodiaco Ariete.
E beh, la Luna in opposizione in Bilancia vi fa sentire una certa stanchezza, ma Sole e Plutone sono tutti dalla vostra parte. Se c'è in voi una voglia creativa che riuscirà a muovere le mosse su una scacchiera con la precisione tattica di cui solo voi siete capaci. Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede la quadratura del Sole in Acquario farsi sentire un po' di più, tanto più che Urano nei vostri gradi sta segnando un'epoca importante. Il suo trigono con Mercurio riesce a farvi dialogare in una maniera efficace e anche un po' furba. Gemelli, la giornata di oggi prevede un Mercurio assolutamente iperattivo e anche la Luna tenta di stimolare il vostro Giove. È una settimana che iniziate con positività e con voglia di fare, ma attenzione, dovrete discutere con qualcuno di un progetto che vi sta molto a cuore e tentare di convincerlo. Cancro, la giornata di oggi è una giornata di Luna in quadratura. I sogni che però genera la fase acquariana dello zodiaco sono dalla vostra parte. Quel Marte però, opposto al Sole e a Plutone, tenterà di fare di tutto per farvi scalpitare. State buoni. Leone, la vostra giornata oggi si incentra su una comunicativa decisa dalla Luna, una comunicativa che vuole coinvolgere anche gli altri e che vuole essere corale. Il lavoro di squadra e riprendere tutta una serie di relazioni sarà per voi fondamentale in questo lunedì, tutto iperattivo. Vergine, la Luna oggi parla di finanze, la distanza in gradi degli altri pianeti vi fa riflettere un po' su come vorreste accomodarvi un po' meglio nella vostra vita, creare comodità e investire un po' meglio nel vostro benessere. Ci riuscirete. Bilancia, la splendida Luna elegantissima oggi nel vostro segno zodiacale tenterà di convincere Giove a spendere un qualcosa di più in un progetto che riguarda voi. Non si parla solo di spese pratiche, ma anche di impiego di energie. Oggi avete un che di spirituale abbastanza evidente. Scorpione, una luna oggi dubbiosa, un po' intuitiva sicuramente, ma che vi fa captare alcune cose non proprio armoniche. Oggi troverete comunque la voglia di chiarire tutta una serie di problematiche con un organico, con un qualcosa che non funziona in maniera fluida come la vorreste. Sagittario, giornata oggi molto interessante, gli amici sono dalla vostra parte, ispirazioni ed affinità elettive, si fa già sentire il forte appoggio del Sole con Plutone che strizzano l'occhio ai vostri gradi. Ottima giornata per concludere un buon affare, un buon accordo, oggi sarete particolarmente carismatici e affascinanti. Capricorno, Mercurio, ospite nei vostri gradi, dialoga benissimo con Urano, un che di geniale, delle prese di posizione importanti, degli scatti in avanti significativi. In tutto ciò l'economia ha bisogno di una revisione importante, proprio perché Sole e Plutone auspicano bene, ma l'opposizione di Marte vi fa valutare i pro e i contro di un'operazione economica importante. Acquario, Sole nei vostri gradi, una bella luna di trigono, un periodo stupendo per il vostro cielo zodiacale. Anche Urano, prigioniere in Toro, fa comunque pace con un Mercurio, suggerendovi input e nuove soluzioni. Oggi sarete molto più lungimiranti che mai e decisi e motivati a cambiare la vostra vita in positivo, dando un serio segnale che volete cose diverse. Pesci, giornata oggi molto solida e romantica. Venere non si vuole discostare da Saturno e la sua presenza nel vostro segno vi fa sentire sicuri in amore. Peraltro un buon rapporto planetario con Mercurio vi rende capaci di comunicare. Giove, ambizioso più che mai, tenta di convincere la vostra Venere a lanciarsi in un qualcosa di più ampio e più coraggioso. Il 20 gennaio del 1993 moriva una leggenda di Hollywood, Audrey Hepburn. Nel 1952 ricevette il primo Oscar per il film Vacanze romane, fu candidata nuovamente per i film Sabrina di Billy Wilder e Colazione da Tiffany. Fu impegnata a lungo come ambasciatrice dell'UNICEF per aiutare i bambini vittime della guerra. Lei stessa aveva patito la fame nel periodo dell'occupazione nazista.
Oggi tocca a Wolf in Sheep's Clothing. La traduzione in italiano è lupo travestito da pecora. Questa espressione si riferisce ad una persona che si presenta come innocente e amichevole, ma in realtà ha delle intenzioni malvagie e pericolose. La sua origine si trova nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, dove Gesù avverte i suoi discepoli di stare attenti ai falsi profeti che vengono da voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Il senso è che bisogna guardare alle azioni delle persone, non alle apparenze, per scoprire la loro vera natura. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il 20 gennaio del 1920 nasceva a Rimini il più visionario dei registi italiani. Federico Fellini amava la magia, frequentava il sensitivo Gustavo Roll e seguì il consiglio di non girare Il viaggio di Giuseppe Mastorna perché avrebbe coinciso con la sua morte. Infatti è il film non realizzato più famoso della storia del cinema. Ci salutiamo con la frase del giorno. Audrey Hepburn diceva: ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio. Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani, una per aiutare te stesso e l'altra per aiutare gli altri. E anche il nostro appuntamento di oggi termina qui. Domani saremo di nuovo con voi. Non cambiate canale, vi aspettiamo. Buon inizio settimana e buona giornata dalla vostra Martina.